Bene, vediamo se per caso benissimo, siamo riusciti a riottenere l'audio, come al solito con il solito sistema della dello spegnere e via. E quindi, visto che abbiamo anche trascorso 10 minuti a far prove, andiamo a, vedere quello che è la presentazione. Quindi, appunto, parliamo del fondo perduto, del 40% previsto dalla Regione Veneto per, gli artigiani. Per gli artigiani. E quindi il programma di questo webinar sostanzialmente, abbiamo in programma di, andare a fare una breve introduzione su quelli che sono gli ambiti e un piccolo riepilogo iniziale di quello che è l'ambito di applicazione di questo incentivo. Ehm Passeremo poi andare ad approfondire quelli che sono i beneficiari di questo bando. Passeremo poi a vedere l'agevolazione e poi i dettagli, appunto, i requisiti di ammissibilità e quanto, diciamo, questa agevolazione prevede come beneficio. Valuteremo la cumulabilità, aspetto assolutamente molto interessante di questo bando, che consente, ve lo anticipo già, alcune cumulabilità che mi scuso ancora, ma diciamo che non è serata, evidentemente. Riandiamo a condividere la presentazione. E come vi stavo raccontando, mi occupo appunto di pratiche, per il credito d'imposta, ricerca e sviluppo, di bandi regionali, e questo appunto della Regione Veneto è uno dei bandi regionali che seguiamo, e di formazione finanziata. Quindi questo è il pacchetto di servizi nell'ambito dell'incentivazione, i principali in realtà, che offriamo ai nostri clienti. Passiamo dunque a vedere in sintesi il bando brevemente. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 40% per gli artigiani della Regione Veneto. Le spese ammissibili sono macchinari, impianti produttivi, attrezzature, hardware, software,
autocarri e impianti fotovoltaici. Facciamo questa carrellata per avere un po' il contorno di quello che poi andremo ovviamente ad approfondire, e le scadenze sono previste con un'apertura dello sportello il 6 settembre 2022 e una chiusura dello sportello al 29 settembre 2022. Quindi la domanda deve assolutamente essere presentata entro il 29 settembre 2022. Come già detto, è un bando a graduatoria e quindi diciamo la data da tenere in considerazione effettivamente è quella del 29 settembre 2022. Andiamo più nel dettaglio a vedere quelli che sono i beneficiari. Sono ammesse alle agevolazioni, a questa agevolazione, le imprese artigiane che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: sono iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di Commercio, devono avere l'unità operativa o le unità operative in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Veneto, nella regione Veneto, devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei confronti antecedentemente alla data di presentazione della domanda. Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, che evidentemente nel caso doveste avere dubbi di ricadere in queste casistiche, vi invito ad andare ad approfondire. Vediamo subito quella che è la definizione di impresa artigiana. Banalmente è sufficiente per riscontrarlo andare a chiedere una visura della Camera di Commercio e vedere se effettivamente si è iscritti all'albo delle imprese artigiane, però in linea generale capiamo quella che è un'impresa artigiana. È considerata artigiana un'impresa quando al suo interno vengono svolte attività di produzione di beni anche semilavorate, oltre di prestazioni di servizi, con un limite relativo alle dimensioni e alla forma giuridica. L'attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all'attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell'impresa. Vediamo l'approfondimento per quanto riguarda il numero di addetti massimo. Per le imprese che non lavora in serie il massimo è di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, e quindi il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Quindi abbiamo un numero massimo di 18 o 22, a seconda se ci sono degli apprendisti o meno. Per le imprese invece che lavora in serie, purché con lavorazioni non del tutto automatizzate, il numero massimo di dipendenti è di 9, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, e il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per le imprese che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura, il numero massimo è di 32 dipendenti e può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per gli autotrasportatori il numero massimo è di 8 addetti, mentre per le imprese di costruzione il numero massimo è di 10 dipendenti, con la possibilità di arrivare a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana. Non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana. Sono computati invece i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana. Sono computati, tranne uno, i soci che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana. Non sono computati i portatori di handicap fisici o psichici, sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Quindi con questo abbiamo un po' inquadrato quali sono le dimensioni che ci consentono di andare a definire l'impresa artigiana. Ecco, ripeto, il riferimento deve comunque essere la visura della Camera di Commercio, perché eventualmente dovessero esserci le condizioni occorre andare ad iscriversi in Camera di Commercio all'apposito albo, e quindi nel caso riteniate di essere nelle condizioni per poter essere impresa artigiana, l'invito è ad approfondire ovviamente la questione e poi valutare se è opportuno, se è il caso appunto di andare ad iscriversi alla Camera di Commercio su questo albo.
Vediamo quella che è l'agevolazione. Come abbiamo detto, si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile, con un contributo massimo di 100.000 euro. Significa che la spesa corrispondente è pari a 250.000 euro, e un contributo minimo di 10.000 euro pari a una spesa minima di 25.000 euro. Quindi l'investimento minimo che consente di presentare la domanda per questo bando è appunto di 25.000 euro. Gli interventi ammessi sono ammissibili progetti di investimento volti ad introdurre nelle imprese artigiane innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile. Sono ammissibili le spese relative ai beni materiali, ai beni immateriali e ai servizi rientranti nelle categorie che adesso andremo a vedere. La prima categoria è quella relativa ai macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. Quindi sono ammissibili le spese relative all'acquisto e all'acquisizione tramite operazione di leasing finanziario. Attenzione, poi vedremo le limitazioni che ci sono per quanto riguarda il leasing di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali e processi di transizione 4.0, di cui il criterio di priorità D, che poi andremo a vedere assieme verso la fine, e che sostanzialmente fanno riferimento ai beni Industria 4.0, che poi si trovano nell'allegato A della legge di appunto Industria 4.0. Le eventuali spese relative ai beni materiali, software e sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, di cui è all'allegato B sempre la norma che ha istituito Industria 4.0, concorrono a spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere quindi anch'essi compresi nell'intervento oggetto di contributo. In caso contrario, le spese dei sopracitati beni materiali software, quindi che non rientrano appunto in questo bando, rientrano nella successiva lettera C del presente paragrafo, che poi andremo assieme a vedere. In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa, quindi che va dal 1 settembre 2022 al 2 ottobre 2024. Quindi solo le rate del canone di leasing che cadono dentro questo periodo di riferimento saranno ammissibili come spese a questo bando. Non sono ammissibili spese per l'acquisto di arredi, e rientrano invece in questa voce, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d'opera. Adesso vediamo una veloce carrellata di quali sono considerati autoveicoli ad uso speciale e mezzi d'opera. Abbiamo le auto spazzatrici, le auto spazzaneve, le autopompe, le auto innaffiatrici, gli autoveicoli scala e gli autoveicoli per riparazioni di linee elettriche, gli autoveicoli gru, gli autoveicoli per il soccorso stradale, gli autoveicoli con pedano cestello elevabile, le auto sgranatrici, le auto trebbiatrici, gli autoveicoli per disinfezione, le auto saldatrici, le auto scavatrici, le auto perforatrici, le autoseghe, gli autoveicoli attrezzati con gruppi elettronici e le autopompe per calcestruzzo. Passiamo alla seconda categoria, gli autocarri ad esclusivo uso aziendale. In questo caso sono ammissibili solo se rientrano nella categoria Euro 6 con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina, e solo nel caso in cui il mezzo sia strettamente necessario all'attività svolta. Tali costi sono riconosciuti su richiesta dell'impresa per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari a 10.000 euro. Sostanzialmente, quindi, nel momento in cui si va ad acquistare un autocarro, questo verrà considerato per il valore di 10.000 euro come spesa ammissibile, sul quale poi andare a calcolare il contributo a fondo perduto. Categoria C, software e realizzazione di sistemi di e-commerce sono agevolabili nel limite massimo di 10.000 euro di spesa. Non sono ammesse le spese per i servizi di assistenza o di aggiornamento software o di mera manutenzione di siti preesistenti. Categoria D, opere murarie ed impiantistica sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000
qualora l'importo riconoscibile ammissibile per la categoria di spesa A macchinari è inferiore ai 50.000 euro, e sono ammissibili per euro 10.000 qualora l'importo riconosciuto ammissibile per la predetta categoria, quindi quella dei macchinari e impianti, sia superiore ai 50.000 euro. Quindi abbiamo due categorie di limite ammissibile a seconda della categoria relativa ai macchinari. Categoria E, spese per realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico, solare termico, eolico e geotermico. Sono comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono agevolabili nel limite massimo di euro 8.000 per gli impianti fino a 20 kW e di 20.000 per impianti superiori a 20 kW. L'ultima categoria, che è quella residuale, spese generali, si intendono spese per l'acquisto di arredi, di brevetti, di licenze di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerca di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantine e similari, canoni, locazioni, fitti, energia, spese telefoniche, eccetera. Il complessivo di queste spese verrà comunque riconosciuto in via forfettaria con una spesa da calcolare in 3.500 euro ed è riconosciuto a tutte le imprese che parteciperanno al bando e risulteranno ovviamente ammesse al contributo. L'acquisizione tramite leasing finanziario è un'operazione ammissibile soltanto con riferimento ai beni di cui è la lettera A, quindi solo ai macchinari e agli impianti. Le spese devono essere sostenute e pagate internamente dal beneficiario tra il 1 settembre 2022 e il 2 ottobre 2024, quindi la finestra di sostenimento delle spese è anche abbastanza ampia e parte, come avete visto, dal 1 settembre 2022, quindi non c'è retroattività rispetto al 1 settembre 2022, quindi non valgono le spese già sostenute antecedentemente. Regime di aiuto: le agevolazioni saranno concesse ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Framework relativo alla crisi russa-ucraina e qualora tale regime di aiuto venga notificato e a seguito della decisione della Commissione, nonché secondo le condizioni autorizzate dalla Commissione medesima. Ovvero, in assenza della notifica del regime di quadro di aiuto che abbiamo visto prima, quindi il Temporary Framework per la crisi russo-ucraina, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Vediamo subito la questione della cumulabilità. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti del presente bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato, in quanto applicabili alla generalità delle imprese, come ad esempio, questo è, sto citando pedissequamente il bando, e quindi come ad esempio il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di quella legge 30 dicembre 2022 numero 178. Qui vi ho fatto un rapido schema di traduzione di cosa significa questa cumulabilità. In particolare qui vi faccio vedere la cumulabilità con il credito d'imposta Industria 4.0. Come vedete, ipotizzando il costo del bene a 100.000 euro, abbiamo che il credito d'imposta Industria 4.0 per il 2022 ovviamente ci riconosce un 40% a fondo perduto in credito d'imposta, quindi 40.000 euro. Sappiamo che dobbiamo calcolare anche il beneficio dato dall'esenzione fiscale sia per quanto riguarda l'IRES e l'IRAP del credito d'imposta Industria 4.0, che in questo caso vale l'11-16% e quindi sono altri 11.160 euro, e infine calcolando il 40% di questo bando sono altri 40.000 euro per un totale di 91.160 pari al 91,16% dell'investimento, quindi sostanzialmente pagando l'8,84% del bene noi riusciamo ad avere il 100% del bene, quindi un incentivo assolutamente molto importante, molto forte, soprattutto se combinato con Industria 4.0. Come abbiamo visto prima, in realtà è cumulabile anche col credito d'imposta ordinario che oggi è il 6%, e quindi nel caso appunto ci siano dei beni che non rientrano nella categoria del 4.0, il calcolo va fatto ovviamente in maniera più limitata con il 6%.
Le scadenze: la domanda può essere presentata a partire dalle ore 10 di martedì 6 settembre 2022 e fino alle ore 12 di giovedì 29 settembre 2022. Quindi attenzione che questa è la data importante, alle ore 12 di giovedì 29 settembre 2022. L'istruttoria si concluderà, salvo integrazione, entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime. Quindi entro 90 giorni dal 29 settembre si intendono chiudere anche l'istruttoria e quindi pubblicare la graduatoria. Rendicontazione: il beneficiario presenta può presentare la richiesta di erogazione del contributo a partire dalle ore 10 del 15 marzo 2023 e fino al termine perentorio delle ore 17 del 15 ottobre 2024. In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere pari almeno al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 14 del bando, che sostanzialmente prevede un'ulteriore riduzione sotto il 60% con delle penalità. E importante è che comunque anche con la spesa residuale ammessa non si vada sotto i 25.000 euro, che sarebbero causa di esclusione. In ogni caso il progetto, anche a fronte di queste riduzioni, deve essere concluso e operativo, come abbiamo visto prima, nei termini di apertura della finestra temporale nel quale si può rendicontare. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spese individuate sopra fino a un massimo del 20% del costo totale di investimento ammesso a contributo, fermo restando gli eventuali limiti massimi di ammissibilità relative alle singole tipologie di spesa. Significa che se ho indicato che spenderò 10.000 euro per l'acquisto del veicolo, nel limite massimo del 20% dell'investimento ammesso potrò spostare questa cifra su un'altra voce. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza. Vediamo quello che è il punteggio. Diciamo che si parte dall'apprendistato e quindi le aziende che hanno apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere, alta formazione e ricerca, che siano attivati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 5 settembre 2022, attenzione a queste date, nel caso questi contratti siano stati attivati almeno uno in questo arco temporale, il punteggio è di 0,5, nel caso siano 2 il punteggio attribuito è di 1 punto, se sono tra 3 e 5 i punti attribuiti sono 2, oltre i 5 contratti i punti attribuiti sono 3. Per le imprese operanti nei settori di rilevanza strategica in rapporto alle produzioni regionali, il punteggio attribuito è 3 e questo lo vediamo direttamente vedendo il codice Ateco e confrontandolo con l'appendice 2 del bando. Ci sono 2,5 punti per le attività volte alla realizzazione di prodotti ad alto contenuto originale e creativo. Anche qui si fa riferimento al codice Ateco confrontandolo con l'appendice 3 del bando. Abbiamo 2,25 punti nel caso sia previsto almeno un bene Industria 4.0, quindi attenzione in questo caso, vedete che un punteggio molto alto è assolutamente opportuno includere almeno un bene Industria 4.0. Abbiamo 2 punti per le imprese a forte consumo di energia operanti in settori particolarmente colpiti dalla crisi russo-ucraina, come individuati dalla comunicazione della Commissione europea, e anche qui va valutato il codice Ateco e confrontato con l'appendice 4 al bando. Abbiamo 1,5 punti per le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa artigiana nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali, dell'abbigliamento su misura. Abbiamo 1 punto destinato alle imprese che hanno la sede localizzata in aree di crisi industriale complessa, riconosciuto col decreto del Ministero dello Sviluppo dell'8 marzo 2017, che è il Comune di Venezia. Abbiamo poi 0,5 punti per gli interventi localizzati in territori interamente montani, anche qui
e c'è il riferimento alla normativa che stabilisce l'elenco di questi comuni nel caso voleste verificarlo. Abbiamo 0,25 punti se gli interventi sono localizzati in un'area di crisi industriale non complessa, riconosciuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 dicembre 2016. Qui è il link per avere l'elenco delle aree di crisi ammissibili. Abbiamo un punto per le imprese di maestro artigiano riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018. Abbiamo 0,5 punti per il possesso del rating di legalità. E infine abbiamo per la certificazione nel caso della 9000 0,4 punti, nel caso della 14001 0,4 punti, nel caso della registrazione EMAS 0,4 punti, nel caso del possesso dell'ISO 50000 abbiamo 0,4 punti e infine nel caso del possesso della certificazione ISO 45001 0,4 punti. Quindi questa diciamo sostanzialmente è sono i punteggi che vengono attribuiti per costituire questa graduatoria. Il senso della graduatoria è che ovviamente si parte a finanziare le aziende che hanno più punteggio, quindi da chi ha più punteggio, e poi si va a scendere man mano diciamo da questa lista, man mano scendere per le aziende che hanno meno punteggio. E quindi è altamente probabile che vengano finanziate le prime e poi via via si perde la possibilità di rientrare in questa agevolazione che, giusto per chiarire, o viene assegnata o non viene assegnata, tranne quella di limite che può essere ammessa a un finanziamento parziale. Però diciamo non ci sarà una ripartizione delle risorse, quindi o si è dentro o si è fuori. E il punteggio massimo teorico è di 18,75 punti. Diciamo che non ho considerato una volta solo il punteggio relativo al territorio, perché evidentemente un'azienda non può essere sia in montagna che a Venezia. Il punteggio inerente all'investimento strettamente vale per 2,25 punti nel caso appunto si tratti di un bene Industria 4.0. Per l'ubicazione abbiamo da 0,25 a 1 punto come punteggi. Per le certificazioni possiamo recuperare fino a 2,5 punti. Come abbiamo visto è molto rilevante il codice Ateco e quindi il tipo di attività che si va a fare. Il consiglio personale, a mio parere, non ha senso presentare la domanda al di sotto dei 2,25 punti, perché si tratta di una caratteristica a disposizione delle aziende e quindi immagino che probabilmente ci troveremo che chi presenta punterà come minimo ad avere appunto questo punteggio che prescinde sia dal codice Ateco che dall'ubicazione territoriale dell'impresa che dalle certificazioni. Quindi personalmente non mi sento di consigliare di presentare una domanda sotto questo punteggio, però poi diciamo è la prima volta che viene proposto un bando con questo tipo di punteggio, quindi la valutazione evidentemente va fatta caso per caso in maniera specifica. Facciamo un po' il riepilogo delle date che avete visto sono parecchio complesse. Le spese ammissibili, come abbiamo detto, partono dal 1 settembre 2022 e arrivano fino al 2 ottobre 2024. La presentazione della domanda può essere fatta dal 6 settembre 2022 fino al 29 settembre 2022. La valutazione della domanda, come abbiamo visto, 90 giorni dalla chiusura dello sportello, dovrebbe concludersi entro fine anno, quindi entro il 29 12 2022, salvo integrazioni. E la rendicontazione, come abbiamo visto, parte in maniera un po' posticipata a partire dal 15 marzo 2023 e fino al 15 ottobre 2024. Quindi questo qui è un po' il riepilogo delle date rilevanti per questo bando. Come possiamo aiutarvi? In questo bando noi siamo ovviamente attivi e supportiamo le aziende con l'analisi dei progetti e la valutazione del miglior approccio in modo da massimizzare il risultato agevolativo, quindi anche proponendo le cumulabilità che si possono utilizzare, le strategie che consentono di massimizzare queste cumulabilità. Ci occupiamo della raccolta della documentazione presso l'azienda e della rielaborazione dei dati per poterla poi presentare alla regione, e ci occupiamo della presentazione della domanda e
poi nel caso in cui effettivamente la domanda sia accolta e quindi si passi all'esecuzione dell'investimento e alla rendicontazione di questo rendimento, della rendicontazione di questo investimento, ci occupiamo anche della rendicontazione delle attività effettivamente svolte che, essendo una procedura burocratica, porta diciamo anche qualche grattacapo, e quindi occorre porre particolare attenzione anche a questa fase che può essere critica, insomma. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per avermi seguito, mi scuso per gli inconvenienti tecnici che ci sono stati in avvio di questo webinar. Qui trovate tutti i miei riferimenti nel caso aveste piacere di contattarmi. Se mi contattate, diciamo, sono a disposizione anche per fare una prevalutazione, nel senso che appunto se mi contattate posso fare una verifica su quelli che possono essere i punteggi ottenibili, in maniera da capire subito se ha senso poi continuare a approfondire la questione oppure se è il caso di abbandonare. Vi ringrazio nuovamente per avermi seguito fin qui e vi auguro una buona serata e un buon pranzo, una buona cena, anzi, portate pazienza. A presto!